Prima di tornare alle tette di Donna Filiana, avevamo promesso, dobbiamo fare un salto all'indietro. Quando Don Adamo di Orvenza era venuto a sapere del fidanzamento, poi addirittura del matrimonio tra Mammutone e Giovanna la Rossa, si era divertito troppo, ma gli era sembrato uno scherzo, dai! Gli era sembrato che uno scherzo così bello non sarebbe riuscito ad architettarlo neppure lui. Ciubiulfeu, il capo dei poveri di Arasolè, aveva trovato proprio la signorina giusta, Giovanna Sabagassa. Ma che bella coppia! E si era divertito così tanto che addirittura si era preso una nuova abitudine. Ogni mattina, con calma, dopo aver fatto colazione, alle 9:30 in punto, cosa faceva? Passava di fronte alla bottega di calzolaio di Mammutone e lo apostrofava con un nuovo soprannome. Salve, cornuto! Ogni mattina, puntuale come l'orologio del campanile che ci aveva in custodia Culubianco. Salve, cornuto! E Mammutone continuava a lavorare. Don Adamo di Orvenza era un uomo troppo potente e Mammutone non poteva rispondere, perlomeno non a voce alta. Ma in che diavolo vai, ma di torre rapire, c'è l'imbasicca, ma in bruscina di vai. Una sola volta Mammutone si era lasciato scappare qualcosa. Ore 9:30, Arasolè, Carrela e Mesu, bottega di calzolaio di Mammutone, esterno. Salve, cornuto! Don Adà, Deo socorruto, Gialisco. Però foste non ischidi. Io sono cornuto e lo so. Però lei, Don Adamo, lei non lo sa. Punto. Abbastanza sibillino. E infatti Don Adamo di Orvenza mica aveva prestato attenzione alle parole di Mammutone. Aveva dovuto percorrere qualcosa come 3.500, 3.800 chilometri. Era dovuto arrivare sino in Russia per capire il significato delle allusioni di Mammutone. E c'era arrivato in ritardo, sì, perché il giorno della partenza Don Adamo era stato l'unico che si era presentato alla stazione senza il fazzolettone a quadri che invece avevano tutti gli altri soldati richiamati. Quel fazzoletto che i contadini, i pastori, ogni giorno portavano in campagna con un po' di pane e formaggio, sughi bevuti. Ma Don Adamo di Orvenza, ma stiamo scherzando? Ma mai e poi mai lui si sarebbe presentato alla stazione con questo fazzoletto come uno Zulu. Esistevano i valigioni di cuoio? Si era fatto portare da un servo un bel valigione di cuoio, che manco la pagliata che lo trazzare da canto più pesante. Tutto su chi vi ha postato, ma che abbiamo? Due il prosciutto al mannaso, salvizza, randola, formaggi di tutti i tipi, casizzolo, cacio pirotto, cacio giampagato, verdure sott'olio, tutto cosa genuina. E nei primi giorni, durante il viaggio, Don Adamo di Orvenza aveva regalato tutto quel ben di Dio. Sì, lui era fatto così, era un uomo generoso, aveva distribuito, aveva regalato tutto a tenenti, colonnelli, a tutti i superiori che aveva incontrato. E così, inizialmente al fronte, all'appello, ne mancava uno. Poi però era passato del tempo e la patria, il duce, il cavaliere Benito Mussolini aveva dovuto richiamare anche gli imboscati. Eh sì, perché in quei mesi i ragazzi al fronte morivano proprio come mosche. Bisognava almeno sostituirne un po'. E così Don Adamo, anche se in ritardo, era finito in Russia, lungo la linea K e tra tanti caposaldi proprio in quello numero 3.
non credevano ai loro occhi. Il nobile Don Adamo di Orvenza avanzava verso di loro con una divisa ancora integra, di sicuro non intrisa di pulci come quelle dei soldati richiamati, eppure sembrava una lepre impaurita. Avanzava con il bavero sollevato, le mani in tasca, col vento gelido che gli fischiava nelle orecchie. E forse quella notte, per la prima volta, avanzando nella neve, Don Adamo di Orvenza aveva provato una grande paura, andando incontro a un gruppo di lari biancos. Era entrato nel ricovero. Silenzio. Nessuno lo aveva salutato. Un silenzio pesante, carico di astio, di rancore. Alla fine era stato lui stesso a rompere il ghiaccio rivolgendosi a Peppe Brinca. Ti saluta molto la mia signora donna Filiana. Sì, ve la ridete già. E a quel punto infatti Mammutone non aveva più trattenuto la sua risata e come un Rio cadue gespurrudu, e finalmente in Russia Mammutone poteva ridere, sì, ridere a pieni polmoni di quel neo sulla natica destra, della voglia rossa sotto l'ombelico, ridere di quelle mammelle gonfie, profumate, che non soltanto Peppe Brinca, ma tutti i richiamati della classe di ferro, quantomeno con la fantasia, tutti avevano accarezzato. Però, una volta all'anno, un uomine vitichetto, sempre vestito in velluto, estate e inverno, si arrampicava sul campanile del paese e richiamava 9 ragazzi dalla grigia pianura russa ad Arasolè, ed era il minimo che potesse fare, perché in Russia, insieme a quei 9 ragazzi, c'era anche lui, sì. Per questo motivo, mi ha detto Francisco Masala, ogni anno quello bianco suonava così forte, questo suonava così a lungo, può non immentrigare. E ogni anno, ogni volta, gli sembrava di rincontrare i suoi amici, di sentire le loro voci, le loro grida da bambini che salivano alte, sino al sole. Certe mattine incredibilmente chiare, mentre giocavano, si inseguivano in quei campi che erano stati la loro festa, il loro paradiso. Una volta all'anno gli sembrava di risalire sul carro bestiale, cosa di Edesole, quando tutti i richiamati avevano una sorella, una moglie, una mamma da salutare, tutti quanti, o quasi tutti. Oh Matti, ehi te che? Ma parte o non parte? Questo treno? Ma intendisco, Andrea, siamo 2 ore qui, senza fare niente. Ma a che cosa servono tutti questi saluti, tutte queste parole? Tutto gusta al peraulas.
anche il regista dello spettacolo Giancarlo Bicchi, che non si nasconda, vedete? Giancarlo. Il disegno luci è di Giovanni Schirru. Alla fonica Gianpietro Guttuso. La nostra compagnia si chiama Catatie Teatro e abbiamo l'onore ogni tanto di andare in scena con Paolo Preti. L'applauso più grande però va secondo me a Francisco Masala.